C'è una clamorosa novità sul caso della famiglia Del Bosco, una cosa che mi lascia veramente allucinato. Il tribunale non ha finito di stupirci. Sapete cosa succede? Succede che dopo l'ordinanza della scorsa settimana in cui si disponeva l'allontanamento della madre dalla casa protetta in cui si trovano anche i bambini, adesso arriva un nuovo provvedimento, una nuova decisione che lascia veramente scioccati. Era successo che dopo questa prima decisione la garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni aveva chiesto, di andare, anzi aveva annunciato che sarebbe andata a visitare i bambini per verificare le loro condizioni e in effetti rispondeva questo un po' alle preoccupazioni di tutti, in cui, tutti si dicevano, anche alla luce di quello che hanno detto molti esperti, Vittorino Andreoli, Massimo Ammaniti, si diceva: "Ma com'è possibile che questi bambini vengano considerati, no, dal tribunale in questa maniera, cioè addirittura si dica che la madre va allontanata, ma non stiamo davvero facendo il migliore interesse di questi bimbi?" E allora giustamente che cosa fa, il garante dell'infanzia? Fa il suo mestiere, cioè vuole andare a vedere e a verificare. Quindi fa richiesta, deposita richiesta al tribunale, sapete cosa risponde il tribunale? Il tribunale risponde che sì, certo, Marina Terragni può andare a vedere, però non può portare con sé alcun esperto indipendente. Questa è una cosa ai miei occhi clamorosa, cioè il garante può andare, ma non può avere con sé alcuna figura che, sia, così anche solo vagamente in grado di verificare quello che succede. Certo, lo può fare anche lei direttamente con i suoi occhi, ma non può portarsi dietro uno psicologo, uno psichiatra, qualcuno terzo, che non sia quello nominato dalla famiglia o quello indicato dal tribunale, che dia un'occhiata e verifichi cosa succede. Non uno che faccia degli altri test, che vessi ancora questi poveri bambini, faccia un'ennesima perizia, ma una persona molto esperta che arrivi e, guardi che cosa succede, dia semplicemente un'occhiata. Questo non si può fare perché? Perché altrimenti, dice il tribunale, si turberebbero le condizioni, dei bambini. Ah, si turberebbero? Beh, io penso che a turbare le condizioni dei bambini in realtà siano state le decisioni dei giudici, non l'eventuale visita di qualche esperto. E poi il tribunale si preoccupa anche dell'esposizione mediatica, dice: "Bisogna fare in modo che non ci siano assalti della stampa, dei giornalisti a questi bambini", ma veramente nessun giornalista, mi risulta, ha assalito questi bambini, cari amici. Anzi, se questi bambini qualcuno li ha assaliti, beh, questo qualcuno sta nelle istituzioni, non siamo noi che abbiamo sottratto questi bambini alla loro casa, al loro papà e poi alla loro mamma, non siamo noi giornalisti che abbiamo di nuovo allontanato la madre, costringendo questi piccoli a rimanere da soli all'interno di una casa protetta, dove peraltro manco li vogliono, perché li descrivono come bambini violenti e vorrebbero mandarli via. E allora capite l'allucinante risposta del tribunale, che per l'ennesima volta cosa dice? No, non si può neanche venire a verificare quello che stiamo facendo, perché solo i nostri esperti vanno bene, solo quello che diciamo noi è giusto. Non c'è alcuna possibilità di interagire, di dialogare, di dare un'occhiata, altri occhi non vanno bene. Questo è territorio nostro, qui decidiamo soltanto noi. Io la trovo una cosa intollerabile, che peraltro non so come si possa giustificare, anche perché per il tribunale va benissimo che ci sia un'esperta che somministra i test ai genitori e in teoria anche ai bambini, la quale insultava la famiglia Del Bosco sui social. Ecco, quello va benissimo. Lei può stare lì, non turba il clima, non turba la quiete, non dà alcun problema, non ha causato nessuna esposizione mediatica, quella va bene. Invece se venisse la garante, magari con Vittorino Andreoli o Massimo Ammaniti o Claudio Riseo, un altro grande esperto, questo darebbe molto fastidio, questo richiamerebbe i giornalisti. Qual è la verità? La verità è che secondo me si voleva dissuadere la garante dall'andare a vedere. Qui c'è un muro che stanno alzando le istituzioni, in cui nessuno può dire niente, perché anche il padre ha dovuto fare l'auto da fè, ha dovuto dire: "Basta manifestazioni, non diciamo più niente, chiediamo scusa, chiniamo il capo". Ecco, le sembra che l'unica cosa che si richiede a questa famiglia è chinare il capo e obbedire. Obbedire, prostrarsi, chiedere pietà, aspettare cospargendosi il capo di cenere, una volta che lo si è chinato anche cospargersi il capo di cenere e vedere se, nella sua magnanimità alla fine il tribunale si deciderà a restituirgli un po' alla volta i loro figli. Allora io penso che tutto questo sia semplicemente intollerabile. Qui stiamo raggiungendo dei livelli di parossismo allucinanti in cui non è nemmeno ammissibile che vada una persona esperta. Fate voi
i vostri pensieri, fatevi voi un'idea, ma io ritengo che qui siamo andati oltre ogni limite.